Ah, Ok, io ho una domanda invece per te. vai. E tu ormai non è che qualche anno si contano nell'ordine di decadi la tua immersione in questa sfera, bellissima sfera, no, dell'universo musicale. E hai vissuto diversi stadi evolutivi Mhm. di quello che è stato il clubbing iniziale degli anni 80, gli anni 90, i primi anni 2000, l'evoluzione delle radio, ma soprattutto hai visto di stagione in stagione e quello che è stato l'evoluzione dell'esperienza di chi, no, si immerge magari da spettatore, no? Certo. Vai a un club, vai a un concerto, vai a un festival e insomma abbiamo visto delle belle challenge ultimamente, non solo per il Covid che c'è Mhm. stato questo pandemic, Certo. qualche anno fa, ma insomma qualcosa è cambiato non solo per quello che riguarda l'offering, cioè le strutture, le organizzazioni, i clubs, le discoteche, le venues che organizzano, ma anche per chi fruisce, no, di questo tipo di esperienze. Se dovessi immaginare un futuro, Mhm. da qua a 10 anni, Ok. come te lo vedi? Cioè il futuro del clubbing, della musica, del fruire, dell'immergersi in questo tipo di esperienze. Lo vedi diverso, lo vedi cambiato? Come te lo immagini? Allora, se me l'avessi chiesto qualche tempo fa, boh, forse ti avrei risposto diversamente. Mhm. La vedevo un po' più buia la situazione, forse. Però ad oggi ho fiducia perché comunque le cose sono sempre alla fine cicliche. Sai, ci sono stati gli anni d'oro delle discoteche, dei locali dove ce n'erano uno ad ogni angolo, anche la stessa Jesolo era piena di Yeah. discoteche, decine e decine e decine, e tutte funzionavano, tutte con il proprio pubblico, chi quella Eh più sì, commerciale, chi quella con non so, il Matilda di Jesolo con la house, anche il muretto, la Ida con la techno, il eh Movida, sì. insomma, potremmo dirne tante. Ehm, Appunto, ci sono stati anni d'oro, però a un certo punto c'è stato Un un declino. declino e hanno iniziato a chiudere club, discoteche, locali magari troppo grandi, troppo costosi, nel caso di Jesolo troppo rumorosi, eccetera. E e io durante la pandemia c'è stato un momento in cui il settore ovviamente era completamente chiuso, Eh c'erano sì. tutte le varie live, tutti i DJ, i producer, i vari organizzatori di eventi facevano queste dirette live dove parlavano di musica, di cosa era stato fino ad Mm. allora e di cosa, perché comunque già appunto questo declino è iniziato con direi, non lo so, Fine anni 90, 2010. inizio 2000. Già ha Sì, cominciato diciamo a che vedersi. dal 2000 in poi ci sono stati ancora una decina d'anni in cui per spinta hanno Mm. continuato, no? Però Però già avevamo si già una parabola percepiva che c'era qualcosa discendente, che stava esatto. cambiando. E poi appunto discoteche chiuse hanno iniziato a diventare la dimensione festival, diventare una cosa più Mm. interessante. E i festival hanno cominciato poi a diventare sempre più grandi, sempre più macchine da soldi. Leggevo proprio, sto cambiando un po' il discorso, ma poi ci No, arrivo a no, quello ma che stavo dicendo prego. prima. Leggevo oggi, credo, parlavano del Coachella, Mm. che è diventato una roba, beh, a parte che lì poi si mescola, oltre alla musica elettronica Sì, c'è di tutto, c'era anche Lady Gaga, eccetera, un festival un Post po' più ampio Malone, nel senso sì, però con biglietti che sono arrivati ai $600, per mangiare lì due tacos e due aranciate $100. Se vuoi fare una cena arrivi a pagare il prezzo del biglietto, si parlava di $700 per mangiare, cioè è una roba da ricchi, non è più una roba per la gente normale, che se non vogliamo ricordarlo, dato che siamo 8 miliardi di persone, poi questa roba qui ha un senso anche per un disco che metterò poi, siamo tanti e la maggior parte non è ricca, quindi dovrebbero fare le robe un po' più alla portata. Se no, se vogliamo fare le cose per i ricchi, facciamole, ma per quanto mi riguarda la musica inizia a centrare ben poco. E quindi stavo dicendo, club chiusi, pandemia.
pandemia tutti parlavano di cosa era andato, delle cose brutte, di quello che non andava fino a quel momento, e tutti con la ripromessa del bisogna che poi ci rimettiamo a fare le cose diversamente, con un'ottica diversa, poi alla fine non è cambiato moltissimo. Però io in queste chat qua sono intervenuto diverse volte, poi sai, sono chat da 100.000 persone, non ho mai avuto purtroppo riscontro nessuno che mi rispondesse di chi era in diretta, perché poi c'erano DJ nostri Right? italiani e Yeah. organizzatori di un certo livello, mi sarebbe piaciuto avere una loro opinione, però sono convinto di non sbagliare tanto, nel senso che comunque io do tanta colpa alle radio italiane, alla radiofonia, motivo per il quale poi a un certo punto io ho anche un po' abbandonato, perché mi piacerebbe, cioè nel senso, non perso, ho deciso io di lasciare la radio per la dimensione club, però se volessi Right. non ho intenzione di tornare come a fare un programma generalista, un programma di intrattenimento, vorrei fare un programma di cultura musicale sul clubbing, però danno veramente poco spazio e l'hanno dato fino ad oggi, cioè passati quei periodi d'oro del DJ Time, del Tony H, del Che erano comunque Mollella di nicchia se ci dell'epoca, pensi per che erano tempo, di perché il DJ nicchia, Time faceva breccia per dirla per DJ assolutamente. Time, perché poi c'è stata Company, Peter Pan, il Certo, nostro Nord-Est, la cioè, mia radio di you know, riferimento che oggi è ritornata in versione digitale, tra l'altro, ok? diciamolo, RIN Italia Network Radio Italia oggi, Network, al tempo RIN Radio Italia Network, quella era in quegli anni, fine anni 90, primi 2000, è la radio di punta e secondo me, per l'esperienza che ho avuto, l'unica radio che aveva una programmazione H24 di musica underground, house, progressive, techno, facevano le dirette dai locali, dal yeah, muretto di Jesolo piuttosto che da altri locali in giro per l'Italia, right. degli Angels of Love quando facevano gli eventi giù, era proprio una radio di riferimento, però uno dei pochissimi esempi. La radiofonia italiana, diciamo che tolte poi le varie radio, quelle che trattano generi specifici come Virgin Radio, Color Rock o altre, poi il resto fa un Right. pop, fa Ci si musica uniforma un commerciale, po', sono tutte no? uniformate, una o l'altra, più o meno sempre la stessa musica. E questo, per quello che penso io, ha influito sulla cultura musicale delle persone, di chi usufruiva la radio. Perché non c'è Cioè, più un input, comincia difficile anche diventare, no, attingere a quel canale per scoprire qualcosa di perché poi la nuovo. programmazione c'era, ma era notturna, cioè anche oggi un po' c'è, ma è sempre comunque notturna, orari alla notte. Tranne noi che siamo in prima serata. Esatto, esatto. Era on demand. Esatto, ci sono pochi programmi, ci sono sempre stati pochi programmi sulla musica. Io parlo, ovviamente sto parlando di musica elettronica, sto parlando di Right. house music E nelle come lo sue varie vedi? Cioè, da sfaccettature. adesso, se devi dire, da adesso a 10 anni, cioè, i clubs, per esempio, no? Vivremo la stessa esperienza, avranno lo stesso ruolo o cambierà? No, allora O io penso che come potrebbe cambiare evolverà il perché appunto mondo c'è della stata notte? comunque questa disinformazione musicale, se vogliamo, però poi un po' come tutte le cose, poi a un certo punto la gente si stanca o del troppo poco e quindi ha bisogno di cercare, nel caso del troppo, tornare a minimizzare. Penso per esempio anche all'uso degli smartphone, dei social che adesso siamo arrivati proprio, spero, un po' all'apice, no? Per ogni roba dobbiamo postare, fare, vedere, far vedere, tutto, se non sei sui social non esisti. Speriamo che quella roba là un po' la gente cominci a disinteressarsi, tornare un po' alle relazioni. Yeah. Ovviamente vanno benissimo i contenuti come questi, però, Ma questo proprio si fonda su quello, però, cioè prendersi delle siamo parentesi online, proprio ma per... siamo a tu per tu, no? Stiamo cioè, parlando. il canale il digitale è diventato un qualcosa che permette di portare un messaggio o stabilire un canale di comunicazione con chi ci vede dal vivo, no? Però sono d'accordo, cioè, Esatto, ci deve essere quindi un po' spero che la gente, per quanto appunto, per risponderti riguardo alla musica, che un po' anche questo maledetto Covid ci ha fatto stare un po' più con noi. Da un lato, magari introspettivo, è stato un aiuto, però ha anche un po' fatto, non so se è proprio giusto dire fatto perdere interesse, però
le persone si sono un po' più distanziate, no? E secondo te invece il ruolo del digitale, invece del fruire di esperienze musicali grazie ai canali digitali, dovunque tu sia, e in Allora, qualsiasi momento, e magari immergerti in esperienze di nicchia, come quelle magari che offriamo oggi, ma che offri anche tu, è ecco, stato sicuramente per quel periodo là perfetto, yeah. per poter continuare ad ascoltare musica, a rimanere in contatto con le persone, a scoprire nuovi generi. Ho avuto ospite Bernie settimana scorsa, un DJ producer che gira tutto il mondo, che ha creato un podcast in The Dark We Trust, che è nato proprio durante la pandemia e gli ha fatto scoprire la dark house, la dark music, proprio in quel periodo, quindi anche scoperta musicale. In quel periodo andava benissimo, secondo Mhm. me, però la gente, cioè io preferisco il contatto umano, quindi Yeah. e qui per risponderti, mi auguro che adesso anche quella roba là del digitale, del stare a casa e guardarsi un set, ok, spero, penso e mi sembra di Che non vederlo si un perda il po'. contatto umano, No, che diciamo, a un certo punto poi la gente ha bisogno del contatto certo, umano, del parlare con le persone di persona sono e d'accordo. quindi se le discoteche, i locali hanno avuto questa apice e poi questa discesa, forse oggi stiamo arrivando, siamo arrivati al fondo e quindi mi Sì. auguro che adesso ci sia un Me po', lo auguro con magari tutto il cuore lentamente, una anch'io. Ti dico la risalita, magari in più verità? in piccolo, ok? Sì. Non i locali immensi che c'erano una volta da 10.000 persone, però piccoli club come Tortuga Club, Yeah. anche After Caposile, che comunque è la capienza bella grande di un paio di migliaia di persone, ma comunque Yeah. cioè comunque è piccolino, Yeah. insomma, cioè, tiene tanta gente, Intimo. ma Intimo. hanno creato una situazione intima, quindi piccoli club, c'è Venisberg, Sì. ci sono tanti piccoli club che comunque Bello che menzioni questo perché ci sono tanti club parliamo del nostro nord-est poi perché siamo noi, nel sì, nord-est, esatto. che però si stanno veramente dando da fare, cioè il team del Tortuga, beh, bravissimi, insomma, si stanno veramente adoperando, After Caposile and so on. E io trovo che, ecco, quello che abbiamo scoperto con la pandemia sia un valore aggiunto, un qualcosa che aggiunge valore alla scena, aggiunge l'esperienza, alla fruizione di musica che prima magari non avevamo o semplicemente un qualcosa al quale non avevamo ancora prestato abbastanza Sì. attenzione, perché è il contesto che poi ci ha portato, no, a gravitare da quel punto di vista. Però ecco, io parlavo con dei fans, no, quando li trovi poi nel mondo reale, che anch'io sono affezionato al contatto umano, face to face, dicevano però, guarda, grazie anche al poter connettermi online, posso, quando magari non ho l'opportunità di uscire o non ho, Certo. sai, o mi trovo da solo, e poter comunque trovarmi online, come guarda questa sera la chat, cioè siamo live eppure è un momento di convivialità, di scoperta e di condivisione, è anche un'ottima opportunità per immergersi. Questo, ecco, penso sia un valore No, no, aggiunto beh, sicuramente. e stiamo vivendo i primi stadi embrionali forse di quello che diventerà. Ma mi piace, ecco, appunto sentire quello che è il tuo punto di vista perché sei un artista stagionato, ecco, quindi Beh, sì, sì, io si può sono dire. particolarmente curioso di vedere cos'altro in cos'altro ti avventurerai, ecco.